nuovamente, ascolta le tue parole, ascolta i tuoi pensieri e pensa e dici, scrivi, questo pensiero, queste parole che mi sto dicendo vanno verso la paura o vanno verso la calma? Molte delle volte, quasi la totalità delle volte, se soffri di dolori persistenti, i tuoi pensieri vanno verso la paura, vanno verso l'ansia. E questi pensieri, per quanto automatici sono in tuo controllo. Molte persone mi dicono: "Non riesco a cambiare i miei pensieri". Non riesci a cambiare i tuoi pensieri perché non sei consapevole dei tuoi pensieri. Stanno diventando in modo automatico e sono lì, continuamente a tartassare. Ma ti assicuro che se sei consapevole dei tuoi pensieri e se sei consapevole che questi pensieri ti stanno facendo male, non li vai a seguire e li vai a sostituire magari con dei pensieri migliori. Esempio: "Oh Madonna, ho mal di schiena, come faccio a domani ad andare a lavoro o fare questa prestazione fisica o qualsiasi essa sia?" Questo è il primo pensiero. "Ah okay, sono presente, capisco che questo è un mio pensiero, che arriva dal mio inconscio se vuoi, dalla mia parte primitiva del mio cervello che mi sta cercando di proteggere", e io dico: quali dati ho che io domani starò nello stesso modo?"